Non una censura ma una modifica, non un'imposizione ma una richiesta, Monsignor Corrado Pizziolo, 24 ore dopo che il caso della preghiera negata agli alpini ha scatenato le ire delle associazioni, le dure prese di posizione della politica ed ha diviso l'opinione pubblica, vuole rimettere in ordine le cose, tanto da annunciare che non è escluso nella diocesi possano arrivare nuove regole per quella preghiera. Ciò che è certo è che al vescovo non è piaciuta la decisione delle penne nere di andarsene per recitare la preghiera all'esterno quando la celebrazione era ancora in corso. Mi è stato segnalato che, probabilmente per disattenzione, l'invito a lasciare la chiesa e la conseguente uscita degli alpini sono avvenuti prima della normale conclusione della Santa Messa, con evidente disagio e disorientamento degli altri fedeli presenti. Ciò mi sembra molto spiacevole. Insomma un trambusto che secondo il vescovo si poteva benissimo evitare visto che la strada del compromesso era a portata di mano. Con il buon senso e con le sostituzioni che il padre Servita, da poco alla guida della parrocchia di Follina, aveva proposto agli alpini che dovevano prendere parte alle celebrazioni a Passo San Boldo, la preghiera si sarebbe potuta recitare. Si era limitato a chiedere, in una celebrazione dell'Assunta in cui gli alpini erano non più del 30-40% dei presenti, la sostituzione della parola armi con animi e della parola contro con di fronte. Questo non è stato accettato dai responsabili. Ma non basta, perché Pizziolo annuncia anche che fino a questo momento non ci sono state né regole né imposizioni nella diocesi su come recitare la preghiera degli alpini, ma da ora in poi le cose potrebbero cambiare, magari proprio in accordo con l'associazione degli alpini. Anche se a domanda specifica Pizziolo allarga le braccia e spiega che una data per un incontro non c'è ancora. Evidentemente questo fatto e la risonanza mediatica assolutamente esagerata che sta avendo mi costringerà a intervenire per trovare, possibilmente in dialogo con gli alpini, una posizione che eviti il ripetersi di questi fatti così spiacevoli.